Cari amici di Network Azzurra, buongiorno e buona domenica. Ci apprestiamo a vivere una domenica tutto sommato ancora positiva, alternata naturalmente a fasi soleggiate e a qualche nuvolaglia sparsa, che sarà praticamente l'apripista di una perturbazione che in serata nottata dovrebbe lambire anche le nostre regioni, pur mantenendosi più attiva nella parte nord-ovest e naturalmente nella fascia alpina, prealpina e delle alte pianure. Una coda di una perturbazione che entrerà appunto in questa alta pressione che piano piano si sta appunto autodistruggendosi e i cui effetti naturalmente ci hanno caratterizzato negli ultimi 15 giorni con temperature via via sempre più alte, tanto da rappresentare una fase pre-estiva. Ovviamente le nostre regioni saranno, le nostre zone ovviamente saranno molto meno attaccate da questa perturbazione, in quanto sarà molto più attiva solo nella parte nord delle regioni diciamo settentrionali, e causerà degli acquazzoni temporali che potrebbero essere un pochino più interessanti e forti naturalmente nella fascia ovest. Il tutto sarà accompagnato anche da un cambiamento del regime di venti che si proporranno da sud-occidente, quindi saranno più umidi, apportando quindi una fase più umida anche del tempo. Il tutto dovrebbe naturalmente riportarsi in maniera stabile per lunedì mattina e pomeriggio, regalandoci quindi di fatto ancora 2 giorni tra lunedì pomeriggio e tutto martedì di tempo tutto sommato soleggiato, stabile e bello. Poi da martedì sera ovviamente la depressione che si sta posizionando al largo appunto dell'Oceano Atlantico sarà la causa del cambiamento del tempo che ci accompagnerà probabilmente per i primi giorni di maggio, quindi dal 2 al 5. E lì avremo naturalmente occasioni per temporali, piogge che comunque necessitiamo, visto appunto le semine nei campi e quant'altro. C'è da dire una cosa: questa alta pressione ha causato naturalmente lo scioglimento prematuro delle nevi in montagna, e naturalmente questo non è una buona cosa, perché ovviamente andiamo oltre le aspettative e potremmo rimanere senza acqua appunto anche quest'anno se le cose non prendono una piega un po' diversa. Ne è caduta tanta, ma si sta sciogliendo veramente molto in fretta. Quindi una domenica tutto sommato buona, divertitevi e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!